Siamo a Venegazzù in festa, una delle sagre tradizionali del Montello nel periodo estivo. Siamo in presenza di una volontaria che ci racconta un po' la particolarità di questa sagra. Buonasera, mi chiamo Francesca, sono una volontaria qui della sagra di Venegazzù e volevo farvi vedere questa sera la nostra terza serata e siamo molto contenti perché come ogni anno abbiamo una grande risposta dei nostri utenti, chiamiamoli affezionati, che ci vengono a trovare e sostenere. Noi teniamo tantissimo, noi volontari siamo circa 200, tra cui un centinaio di adulti e 80 ragazzi che sono contentissimi, ci portano un sacco di entusiasmo e a noi fa piacere perché ci permettono di continuare la tradizione della sagra, che per noi è tanto importante perché crea comunità e ci fa tenere qui i nostri ragazzi e lavorano ad un progetto comune e comunque coinvolge anche le famiglie perché abbiamo tanti piccoli con i genitori, coppie e come è stato poi per me e per la mia famiglia perché mio marito era tra i primi fondatori della sagra, Lucio Panzera, e ricordo che è mancato 2 anni fa, ricordo anche Simone Simeoni e Michele Rossi che insieme a lui hanno dato vita proprio dall'inizio a questa sagra a cui noi proprio teniamo tantissimo e come vedete è molto partecipata, abbiamo una grande offerta di proposte culinarie, quindi abbiamo non solo le classiche grigliate, abbiamo anche le costate, abbiamo le carni, il tomahawk che spopola quest'anno, abbiamo il pesce, il carrello dei dolci, abbiamo veramente anche spettacoli che coinvolgono tutte le fasce d'età, abbiamo le giostre, abbiamo la mostra dei vini, perché noi a Venegazzù dobbiamo anche tanto ai vini, quindi abbiamo una nutrita mostra di vini con cantine ogni anno sempre diverse. E abbiamo tanti sponsor che tengono molto anche a sostenere queste iniziative perché sono legati alle iniziative qui della parrocchia che appunto è lo spirito dal quale è partito era sostenere le iniziative della parrocchia ma poi si è allargato praticamente a tutti gli ambiti di comunità e di vita, insomma di creare un qualcosa che sia semplice e comunque che da un progetto comune. Ecco. Facciamo un invito allora a tutti a venire a Venegazzù in festa. Vi invito tutti, abbiamo ancora altre 3 serate finiamo il 27 e quindi abbiamo ancora altre sere con cibo e festa, spettacolo e il prossimo anno sarà il decennale, la 10ª edizione, quindi ci saranno sicuramente altre sorprese in programma.